Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Quest'anno ricorre il 150° anniversario dell'Unità d'Italia ed il 15 settembre si celebra la Giornata internazionale della democrazia. Per festeggiare questo duplice appuntamento, il Comune di Este ha invitato tutti i ragazzi e le ragazze neomaggiorenni della città ad un consiglio comunale straordinario, così da poter presentare loro la realtà del comune ed il lavoro che si svolge al suo interno. Abbiamo voluto dedicare un momento particolare ai diciottenni e tutto il Consiglio Comunale, tutte le forze del Consiglio Comunale hanno condiviso questa seduta straordinaria nella quale abbiamo voluto consegnare due simboli ai nostri diciottenni di quest'anno. I simboli sono la Costituzione e una chiavetta USB con dentro alcuni documenti fondamentali per una vita responsabile all'interno di una comunità come quella di Este, come la comunità più vasta del nostro paese italiano, con la Costituzione, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, lo Statuto del nostro comune. Ecco, vorremmo con questo segnale fare in modo che i giovani diciottenni si sentissero parte attiva, protagonista di una comunità che li accoglie ma che con loro vuol costruire il futuro. È su questo che vogliamo puntare, sui giovani e sulla loro passione per la comunità nella quale vivono. Uno per volta hanno preso parola il Presidente del Consiglio Rosa Rizzato, il Sindaco Piva ed i rappresentanti delle parti politiche presenti nel Consiglio, così che tutti potessero dare il loro benvenuto a questi giovani cittadini che possono ora partecipare pienamente alla vita della comunità. Gli interventi del Sindaco e dei consiglieri hanno toccato argomenti di attualità sia nazionale che locale, senza risparmiarsi frecciatine e facendo capire ai ragazzi qual è il clima del Consiglio, caratterizzato da un dibattito aperto e dove però bisogna avere anche le spalle grosse. Non resta che unirci al coro del Consiglio Comunale ed augurare buon cammino a tutte queste giovani promesse.